A mia gioventù, sino a 12 anni, è stata in paese, andavo a scuola via vicina a mia casa, si è passata a me. E poi dopo, a 12 anni, mi hanno condannato a 7 anni di prigione. Pertanto non è un bannimo. No, quando dico questo è che mi sono ritrovato interno al liceo Vescio, ma parecchi. Tanto anche quelli da fare, da latta, di queste ligacce erano interni. Non era mica alla stessa vita che aveva, per cui là a Rennes ci era quasi 4 ore. E quella un paio di vacanze. Voilà, è stata dura, per 7 anni in più era violo solo io. Allora ho sofferto per questa periodo qui. Non è stato tanto positivo, ne sapevo quasi quando sono parlato e quando sono piantato. Boh, allora non era mica tutto nero, ma quando era giovane la vita era difficile. L'annata che mi sono piaciuto più è quando sono sortito da quello là, dopo mi sono ritrovato a Nizza. Ho frequentato gente interessante e poi la libertà, dopo ho conosciuto mia moglie, dopo ho avuto i miei parenti, i miei figlioli, i miei figlioli, dunque è stata, dopo è stato un piacere. Voilà. No, non c'è mica. Non ci può essere uno che credo. E che all'epoca c'erano due altri affari che erano meglio che ora, quantunque. Prima, per il barretta bianca non ce n'era mica. Non ho mica conosciuto per il barretta bianca, no? Non c'era mica questo problema. La seconda è che i nostri vecchi morivano in casa. Allora qua è come un altro, mi pare. E regretto mica, per esempio, mio papà era agricoltore, per fare legne, ha usato prima macchina in 62, prima c'era 62 con seconda a fare legne, ci li ha tagliato veno di scoriata e simane, ci li ha bancoccioso per tanti giorni. Allora io non regretto mica questa periodo, vi dico francamente. Cioè, dipende per quale. Per esempio, i miei figlioli sono piuttosto pessimista, perché per rapporto a me, che non aveva tanti affari, hanno tutto. E l'affare è che mi pare, francamente, la mia vita si è arrangiata. E elli partono da un alto. Allora, l'affare è che la continuerete così, ma sono abbastanza pessimista perché so che si passa al mondo in Francia e anche in Corsica. Boh, spero sbagliarmi. Ti sapessi sbrogliare, quelli che si sanno sbrogliare in qualche maniera se ne sorteranno, quelli che non sanno fare nulla sarà più difficile.